ritrovati, siamo ancora a Cremona, ci siamo fatti un bel viaggetto anche nel centro della città, a scherzare anche con i cittadini poi di questa città, che credetemi è incredibile. Ma intanto siamo in compagnia di Franco Secchi, perché oggi si parlerà anche con Franco, un grande successo, devo dire riscosso con i sardi proprio qui a Cremona. Come no? Ti sei divertito? Molto, abbastanza, tantissimo, anzi non abbastanza, tantissimo. Soprattutto il viaggio che abbiamo fatto insieme. Soprattutto una bella buffata, se non altro, via. Dormire poco, però a mangiare, grazie a Dio. Ma mangiare, cantare e fare spettacolo. Come no, anche in nave ci siamo, come dire, ci siamo messi in mostra in qualche maniera. Ci siamo messi in mostra e ci mettiamo in mostra anche adesso con gli amici di Cremona, perché guarda un po' Franco cosa abbiamo preparato, una clip dedicata a Lello Fada, che oltre che essere un DJ conosciuto in Sardegna è anche poi il mio operatore personale. Come no? Come no, lo lanciamo. Guarda cosa abbiamo combinato. Vai vai Lello vai da Cremona. Da Cremona! Vai, vai, Lello, Siamo a vai! Cremona. Ando, vai. Ciao. Chi è Lello? Mi fa piacere. Grande Lello, vai. Vai, vai, Lello, vai. Scusa. Vai, vai. Dove? Aio. Quando vai? Vai, vai. Grande Lello, Quando vai? che lo fai? Lello, non Nello. Vai, vai. Grande Scusa. Lello. Aio. Vai. Vai, vai. Cremona. Quando vai? Quando vai? Aio. Ciao. Grande. Grande Lello, yeah. Vai, vai, Lello, Alla vai. telecamera c'è. Vai, vai, Lello, vai. Dove? Da Cremona è tutto. Aio. Avete visto il nostro operatore Lello Vai, il nostro Lello Fada, che è anche un bravissimo DJ, avete visto, è anche conosciuto a Cremona. Da Cremona è tutto. Aio. Naturalmente noi si scherza, la verità è che siamo, come abbiamo detto poc'anzi, anche in compagnia di Franco Secchi, che è qui al nostro fianco. Intanto questa città è bellissima. Sì, bellissima, una bellissima città. Non pensavo, non era nel mio repertorio, come Ma non era il posso tuo dire. repertorio. Voglio dire, nel senso che una delle città che non ho mai visitato, non c'era nemmeno l'intenzione, diciamo così, per cui sono veramente compiaciuto e sorpreso. Poi tra l'altro siamo nel centro di Cremona, in questi giardini incredibili. Allora, Franco Secchi, in tournée con noi con queste serate dedicate alla nostra Sardegna. La Sardegna, sì, e quando poi ci spostiamo così in continente, nel continente, come diciamo noi sardi. Il successo è garantito, visto anche la saldità che troviamo qua. Franco, ma hai visto quanto i sardi comunque siano poi attenti a rivisitare quelle che sono le tradizioni dell'isola? Caspita, ma loro perché hanno mantenuto evidentemente, che so, chi sta qua da 30 anni ha mantenuto come le tradizioni che 30 anni fa ancora esistevano, per cui se ne hanno tenute loro, le hanno, come dire, conservate vivendo così al di fuori della Sardegna, mentre noi che ci viviamo magari pian piano le abbiamo perse in qualche maniera. Forse per il fatto che comunque siamo anche abituati a ritrovarci, a ripercorrere questi sentieri
Certo, il fatto che poi sia da noi un ripetersi come dire, degli stessi balli, delle stesse canzoni, delle stesse cose, alla fine forse qualcuno si è un po' non focalizza più, diciamo, ecco, si è un po' perso così. Intanto stiamo ascoltando in sottofondo questa Abbardente, tu sopra questo palcoscenico. Abbardente che fa parte di un album tuo che è uscito 2 anni fa, Brinca, è stato già presentato più volte anche negli spazi del mio Paul Bar, naturalmente su 5 Stelle Sardegna, e le ritroviamo poi qui a Cremona. Devo dire c'è stato un grande consenso da parte del pubblico. Come previsto è la canzone che, come dire, tira di più rispetto agli altri. Anche gli altri, ascoltate attentamente, sicuramente hanno anche loro qualcosa da dire, però Bardente, che so, forse per il ritmo latineggiante, come si dice, o cosa, è quella che effettivamente rimane più impressa, più presa rispetto a qualche altra, ecco, tutto qua. Tu arrivi da Chiaramonti, Sì. chissà che si possa fare anche il Paul Bar a Chiaramonti. Chiaramonti, come vive questo tuo amore per la musica? Ma lo vive bene, penso, insomma, direttamente gli amici intimi qualcosa me la dicono, cioè siano complimenti, voglio dire, siano anche qualche critica costruttiva, per cui ormai, come dire, tanti anni che ho iniziato, sono partito a Chiaramonti e sempre lì vivo, per cui penso che la vivono bene anche per quanto ne so, insomma. Caro Franco, noi ci salutiamo, ci lasciamo, tanto ci incontreremo ancora in qualche puntata del Paul Bar sicuramente, perché verrai spesso nostro ospite. Grazie a Franco Secchi, grazie a tutti gli amici di Cremona, grazie a tutti, arrivederci.